I'm the Invisible Man. E vai che è l'ultima, ragazzi, ultima porzione di questo grande ciclocross. Ci ha tenuto tanta compagnia, veramente abbiamo visto tanti bei corridori, tanta bella gente, tanto bel pubblico, veramente una sorta di famiglia allargata, ma io sono tanto preoccupato. E non so, Moreno, io sono preoccupatissimo. Sai, Ciro Ferrara. So soltanto che sono ore e ore di trasmissione, non so sto povero ragazzo cosa farà. Non voglio essere più preoccupato. Mi fa male al cuore pensare che c'è un ragazzo che guadagna 5-6 milioni di euro al mese e poi dopo tutti i telegiornali parlano che è disoccupato, mi viene da piangere. Igino Micheletto, un applauso. Bruno Capuzzo, Comitato Regionale Veneto, preoccupato anche lui, un applauso. Giacomo Salvador, Deus Machina di questo trofeo Triveneto, un applausone. Abbiamo anche Selle SMP, Schiavon, ho detto bene. Sì, sono preoccupato perché se pensate che nell'oblio televisivo, tolto Scratch che comunque comunica il ciclismo, è una nostra piccola finestra, un piccolo gioco di nicchia. Certo che il tormentone di Ciro Ferrara ha occupato forse più tempo del terremoto di Haiti, credo che queste siano cose da dire e anche un po' da vergognarsi. Igino, capisco che lo spettacolo deve andare avanti, però il ciclismo questo non lo fa, anzi il ciclismo proprio non lo caga nessuno. Dicono che fanno domenica sportiva, in realtà è domenica calcio e poi ci sono le anticipi, i posticipi, le partite, le coppe, i recuperi, i processi, è una cosa assolutamente... D'altronde probabilmente la televisione trasmette quello che la gente chiede, probabilmente, no? Però ci vorrebbe che sia sull'inverso, cioè trasmettere qualcosa per educare le persone. È là che forse manchiamo molto. Io credo che poi dopo, adesso non vogliamo parlare perché sennò ci facciamo un autogol esagerato, insomma parlare della stessa cosa, cioè, ma sempre, se noi chiediamo quello siamo stupidi, ma io credo che la nazione italiana si distingua per cultura, anche nei riguardi del mondo, il 70% pensate delle ricchezze, del patrimoni non soltanto architettonici ma anche della musica. Mi viene in mente i grandi pittori partono dall'Italia, cioè insegniamo al mondo, non ci meritiamo questo, ci meriteremo qualcosa di diverso. È così, però d'altronde il ciclismo, se guardiamo alcuni filmati che fanno in questi giorni che ricordano Coppi, Bartoli, eccetera, no, 50° centenario, eccetera, effettivamente dimostrano il ciclismo che anche a quel tempo vi era una passione smisurata, no? Le folle lungo le strade, eccetera. E probabilmente, non so se questo ci sia ancora, altre discipline oggi hanno avuto una possibilità migliore di essere espresse. Comunque, come dire, noi dobbiamo accontentarci della nostra piccola fetta, ma farla con grande passione e onore. Piccola fetta, in quanto a piccola fetta, ragazzi. Piccola, insomma. Io dico una cosa soltanto. Bruno Capuzzo, ho letto alcuni dati, d'altronde questa trasmissione qua è nata un po' per scommessa, anche in maniera, diciamo così, roccambolesca per certi versi, ti ho visto anche con partecipe. Do qualche dato di Scratch, poi dopo andremo via con le immagini con Vittorio Veneto, sono qua, Salvador ci licenzia tutti, ma pensate, io devo ringraziare il pubblico, tutto italiano ma anche veneto, soltanto con Sky abbiamo fatto più di 150.000 ascolti, una cosa straordinaria, 33.000 con Televeneto al digitale terrestre, siamo felicissimi e questo va fatto un applauso non soltanto a me, grazie, ma a tutti i tecnici e a Bruno Capuzzo che in questo ci ha creduto, dati veritieri, sono qua, dammi a 3, dammi a 4, chi vuole vedere sono qua, insomma. Non è che diciamo cose sono scritti e quindi ci fa piacere. Bruno, un po' ti ha avuto interprete un po' la tua persona, insomma, in questo. Beh, io ti era ringrazio. Una scommessa? Sì, era una scommessa, direi che l'abbiamo vinta. Non l'abbiamo vinta solamente per quei dati, perché credo che il pubblico sia stato presente anche sulle manifestazioni, in modo particolare su tutte, direi indistintamente, perché e qua il plauso va
a tutte le società organizzatrici dell'intero trofeo e non solo, perché anche chi ha organizzato la gara in sé di ciclocross l'ha organizzata in maniera più che dignitosa, decorosa al massimo, con il massimo sforzo e il massimo impegno. È una disciplina, prima Igino Micheletto, mi collego al discorso della folla vista lungo le strade come tanti anni fa, ma io vorrei ricordarti che senza andare tanto lontano nel tempo, e sono convinto che quest'anno si ripeteranno tranquillamente quelle cifre, ma i 200.000 dello Zoncolan non è che erano tanto meno di, non so, di quella grande... Il ciclismo in questo è popolare al massimo, lo dimostriamo anche dentro, noi, è vero? Ce l'abbiamo. Giacomo Salvadori, insomma, un resoconto finale puoi farlo, però col sorriso, se no non dategli la telecamera, io sono senza cravatta, mi sento nudo, ma comunque me l'hanno rubata adesso, vabbè, comunque, sarai contento, un po' di sorriso, dai. Sicuramente sono non contento, extra felice di come sono andate le cose, è stata un'annata dura perché siamo partiti col bel tempo, ma ultimamente, escluso Vittorio Veneto, le ultime 3-4 le abbiamo trovate anche con brutto tempo, però le società sono state... Io non ho sentito anche una pioggia. Tu col tuo camper hai il tetto, ma fuori non c'è il tetto, purtroppo. Ma volevo dire, le società sono state eccezionali perché in tutto il Triveneto, perché hanno cercato di organizzare nel miglior modo possibile, cercando di fare tutto quello che era possibile per rendere più gradevole la gara ai ciclisti. Poi volevo precisare il gruppo di lavoro dei nostri giudici, il gruppo che sarebbe in più dei giudici che vengono, la segreteria, il gruppo dei giudici della segreteria sono stati veramente eccezionali perché abbiamo trovato su certe gare delle difficoltà. Un applauso, Giulia Antonella, l'altro signore me lo presenti tu, Fabio, giusto? Beh, Moreno Martin è la ruota aggiunta, un ottimo speaker che ha in pratica confezionato questa sorta di inviti. Grazie Moreno, con Facebook funziona così. Intanto voglio dire, ma qua c'hai uno sponsor di fianco. Sì. Maurizio, ripetuta Juvent, il prossimo anno non è che poi ti tiri indietro, non so se la federazione mi vorrà ancora, adesso dovranno decidere loro. Uno che dà i soldi, l'offerta. c'hai la febbre fratello tu, No, c'hai i soldi, se mi vuole. Maurizio, guarda che abbiamo messo il tappeto rosso anche sulle gradinate, se ci te lo mettiamo anche davanti casa. Grazie. Guarda, io ti voglio tanto bene, non c'è problema. Bene amici, Vittorio Veneto alla prima tranche con esordienti, allievi, primo e secondo anno e donne allieve. Avanti con le immagini, dai. Vittorio Veneto, gara conclusiva del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole, 25esima edizione qui a Vittorio Veneto sotto la regia sapiente di Giacomo Salvador. Settimana scorsa abbiamo fatto un sunto di tutte le gare che hanno compartecipato a questo meraviglioso trofeo e chiaramente l'atto conclusivo non poteva essere altro che qui a Vittorio Veneto, con la partenza degli allievi al primo e secondo anno, allieve donne, e quindi poi le esordienti e gli esordienti. Chiaramente Vittorio Veneto è un po', diciamo così, la tappa conclusiva, ma anche la tappa dove vede l'organizzatore principe Giacomo Salvador a disegnare il percorso e far sì che questo tracciato possa somigliare quanto più ai percorsi del nord. Si dice che sia uno di quei percorsi che assomigliano un po' di più ai circuiti svizzeri. Tanto tutto è pronto, una giornata molto fredda, però chiaramente non minaccia pioggia e quindi un po' il tracciato sarà ghiacciato, lo vedremo dalle immagini. Intanto sono partiti tutti quanti i migliori, vale a dire la categoria allievi, tra poco allievi al primo e secondo anno, poi partiranno adesso le allieve e gli esordienti. Questa è la gara conclusiva delle categorie giovanili. Intanto vediamo Marco Zanella in quinta posizione con la maglia verde di leader della classifica. Chiaramente qua grandi sorprese oggi non ce ne dovrebbero essere. Tappa conclusiva che assegnerà a titolo definitivo le maglie di questo 30° trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Partono anche le allieve con la Sara Romanin in testa, abbiamo visto anche la Elisabetta Giop nella pancia del gruppo. Gara chiaramente che
insomma evoca intanto un bel trascorso, 4-5 mesi a tutta con questa grande famiglia che man mano si è allargata, e poi i puntelli sono i partecipanti. Un Federico Zurlo che già dal primo giro capisce che questa salita sarà un po' birichina, la prende dalla parte meno ghiacciata. Adesso vedremo altri atleti che in questa parte, vedete, scivolano perché è ghiacciato. Luca Mavaracchio si infila e qua vediamo ancora la maglia verde, vediamo con Colledani Nadir, poi dopo Franco Alessandro e Pellizzato Marco degli allievi al primo anno. Qua uno splendido Giulio Franzolin con la maglia di campione italiano di ciclocross. Ricordiamo che Federico Zurlo è campione italiano di ciclocross da 4 anni a questa parte, se le fate tutte le categorie, campione italiano su pista. Uno straordinario Marco Zanella, il quale già dalle prime gare ha saputo veramente infilare un lotto di vittorie e di piazzamenti che gli consentono chiaramente di potersi vantare e pregiare di questa ambitissima maglia. Ricordiamo che il trofeo Triveneto ha raccolto molta popolarità, ha riscosso molto successo, non soltanto grazie al merito di questa trasmissione che li ha accompagnati, ma soprattutto perché ha dato la possibilità cadenziata di poter far partecipare tantissimi atleti e farsi affascinare da questo sport meraviglioso. Qua vediamo una incerta Asia Paladin, la quale anche lei con la maglia di campionessa italiana prende la parte più difficoltosa e quindi ne rimette qualche posizione. La prossima tornata sicuramente andrà da quest'altra parte, come sta facendo in questo momento la Sara Romanin, e quindi bravissima a aver capito l'inganno di questa salita dove sta veramente facendo molte vittime. Tanto si diceva che la fase conclusiva di questo trofeo vede chiaramente la compartecipazione, ha visto la compartecipazione di tantissimi siti, tantissimi posti, dall'Alto Adige al Trentino al Friuli, e poi dopo per ritornare nel Vicentino, Terra Veneta, e poi concludere con la provincia di Treviso. Ci hanno fatto brillare gli occhi Faedio Derzo, come ci sta facendo brillare gli occhi anche Vittorio Veneto con questo sottopasso molto caratteristico. Vediamo intanto Federico Zurlo su questa discesa e un po' di rallenti, perché pensate, si prende anche il lusso di sbeffeggiare le telecamere. Questo è un personaggio, noi ci auguriamo che questo sia veramente il futuro non soltanto del ciclocross, perché è un patrimonio di tutti. Federico, tieni la testa a posto, cerca di studiare anche, perché un uomo, diciamo, un grande campione in bicicletta lo si evince e lo si vede anche se è campione nella vita, quindi lo studio, anche la conoscenza renderà questo ragazzo straordinariamente importante. Noi ce lo auguriamo, perché Federico Zurlo ha un carisma particolare, è un personaggio al di fuori degli schemi e quindi è giusto anche acclamarlo ed è giusto anche dargli visibilità. Giulio Franzolini lo vediamo un ragazzo molto presente, molto sensibile, lo abbiamo visto in tante occasioni. Ecco, ci ha fatto piacere raccontare le gesta del ciclocross, perché è qualcosa di diverso. Si vede, intanto vediamo Durante, anche lui ottimo interprete quest'anno, ancora Marco Zanella, anche lui bravissimo quest'anno, si è comportato veramente molto bene. L'Asia Paladin non ha più aggettivi, non ci sono più aggettivi per poter dire quanto è brava è stata sta ragazza. Anche la Sara Romanin è bravissima. Sara Romanin, ricordiamolo, al primo anno, quindi ha pagato lo scotto di avere un anno in meno rispetto ad altre concorrenti, e un anno a quest'età qua è molto pesante. Vediamo con quanto impegno anche coloro che non vincono. E questo lasciamolo perdere, perché pare che vada in ascensore. Si diceva, ci hanno fatto conoscere da vicino tutte quelle che sono, intanto vi sono anche De Bellis Stefano, allievo al secondo anno, anche lui come Federico Zurlo, ci hanno fatto conoscere da vicino anche coloro che se no sarebbero stati nell'anonimato. Abbiamo conosciuto un Luca Mavaracchio, veramente un ragazzo splendido, un po' timido per la verità, ma anche questo non guasta. La bellezza di arrossire, lo abbiamo detto tante volte, sono quei sentimenti che veramente ci rendono umani. Cominciamo ad umanizzare questi ragazzi che comunque sono lontani dagli schemi comuni, dalle goliardie televisive. Sono ragazzi che si nutrono di sport e quindi riescono anche ad interpretare la vita in maniera
maniera completamente diversa, con visuali, con prospettive completamente diverse. È un po' come dire, è inutile chiedere al contadino come vede la terra se noi non ci chiniamo una volta e vediamo che la terra è bassa e vederla un po' dalla prospettiva di coloro che la lavorano. E questa è la stessa identica cosa. È inutile parlare di sport se poi non seguiamo questi ragazzi e vediamo dalla loro prospettiva cosa vuol dire partecipare in maniera così positiva, in maniera così professionale e appassionata tutte le domeniche al freddo, al gelo, alla pioggia o alla neve. Ecco, ci dà la dimensione dell'impegno, soprattutto dell'impegno, la militanza nell'impegno dello sport, e questo va detto alle categorie giovanili, al di là delle cronache, al di là delle bellezze, al di là proprio dei personaggi. I personaggi arricchiscono, come Luca Mavaracchio, come Franzolin, come a questo punto anche De Bellis o Colledani Nadir. Sono coloro che vincono, che hanno vinto, che hanno la maglia, però sono i personaggi che fanno trend, che fanno, diciamo così, sono i testimoni esatti di cosa vuol dire praticare sport, come Elisabetta Giop, una ragazzina comune, semplice, che fa la media, va alla terza media, però nel tracciato tira fuori la grinta, e sono cose che anche per i genitori stessi sono delle sorprese, delle nuove novelle, sono dei momenti in cui è giusto anche riflettere su quelle che sono le capacità e soprattutto le possibilità che hanno i nostri giovani. E quindi un plauso alla famiglia Mosoli in questa ultima puntata di Scratch, un plauso va alla Federazione Ciclistica Italiana, soprattutto al comparto di Veneto, con in testa il nostro presidente Bruno Capuzzo, che hanno creduto di dare una mano ed essere vicini, particolarmente vicini a tutte le gare. Abbiamo visto Bruno Capuzzo a tantissime gare venire a partecipare con la sua presenza, portare il saluto con la sua presenza come capo della Federazione Veneta, e questo ha fatto bene al movimento, ha fatto bene anche agli organizzatori e perché no anche a coloro che spendono 2 soldini per poter dare la possibilità a gente come Giulio Franzolin di indossare la maglia tricolore, e soprattutto ci ha dato la possibilità di dimostrare il valore autentico di questi ragazzi. Fasi conclusive per quanto riguarda questa gara di Vittorio Veneto. Intanto vediamo Tinazzi, Marcel Tinazzi, campione degli anni 70, che veste la maglia e disegna la maglia a questo fenomeno di nome Federico Zurlo, che dice: questa l'ho disegnata io, questa è la mia maglia, e chiaramente con distacco abissale vince su tutti. Qua vediamo invece una Asia Paladin con la maglia tricolore, anche lei vincitrice. Ci mancheranno questi ragazzi perché per l'estate difficilmente li vedremo ancora, però ci siamo proprio divertiti insieme a loro. E intanto vediamo Colledani Nadir, che vince allievo al primo anno anche lui, poi segue Franco Alessandro e Pellizzato Marco per quanto riguarda gli allievi al primo anno, Zurlo, De Belli Stefano e Mavaracchio Luca al terzo posto per quanto riguarda gli allievi al secondo anno. Qua vediamo la Sara Romanin che conclude la sua gara. Per quanto riguarda gli esordienti abbiamo qua il vincitore su tutti è Franzolin Giulio, che vince su Todaro Manuel, uno screzio tra di lui e Todaro proprio nelle fasi conclusive, però lui ce l'ha fatta, e Bondavalli Alex al terzo, quindi mantiene la maglia e quindi si consacra vincitore del trofeo Triveneto proprio Zanella Marco. Per quanto riguarda le donne esordienti abbiamo Barbieri Rachele e Bortolotti Arianna e Dal Pozzo Giulia. Per quanto riguarda la terza posizione donne allieve, Paladin Mercante e Romanin Sara. Questo è il podio e tra poco sicuramente passeremo alla gara successiva con gli juniores e soprattutto la fascia 2 e le donne. Tanto un podio delle grandi occasioni, vediamo uno Stefano Retis, e adesso via con le immagini. Ah, come mi ciocca da soffrire! Ah, che dispiacere! Queste ultime gare, Giacomo, che dispiacere, eh? Bella gente, dai. Certamente. La parte pura dello sport. Sì, sicuramente sono rimasto contento anch'io dell'ultima gara. C'era il freddo, sì, però avevamo messo anche un po' di vin brûlé, così la gente si poteva scaldare. Sul percorso c'era gente sia nei 2 punti cruciali dove c'era la discesa e sull'altro tratto. Posso dire di essere rimasto contentissimo, poi anche al palazzetto con il parterre là che era pieno di gente, un po' un insieme. Poi sono rimasto
Sapevo che prima o dopo qualcosa mi combinavano i ragazzacci. Ne parleremo campioni. dopo, se mi consenti, vero? Ne parliamo dopo di questa cosa qua. Allora io voglio ricordare intanto, anche aspettavamo in studio Marco Ponta, non l'abbiamo visto ma lo salutiamo, penso che ci teneva, ma ci vede, semmai ci chiami al telefono e 2 parole possiamo darle. Voglio ricordare anche Alessandro Fontana, ci sta guardando, oggi fa il babysitter, non può venire, ma comunque voglio dire... Li stringiamo tutti a noi queste maglie verdi, Giacomo, in qualche maniera li abbiamo invitati, poi per vari motivi non sono presenti, ma ce ne sono alcuni. Sì, so che la squadra di Alessandro Fontana mi pare dovrebbero fare la presentazione a San Pietro di Felletto il 22 di febbraio. Che novità. Insomma. Me l'ha detto oggi e allora... Bruno, allora non ti spaventare. No. Un resoconto finale su questo ciclocross bisogna farlo. Qualcosa in più secondo me, poi dopo voglio sentirlo dai Gino, perché lui credo che sia testimonial numero 1 per quanto riguarda il polso del ciclocross, ma da parte tua come comitato regionale Veneto vedo che state spendendo molto, state investendo anche molto tempo, non soltanto per la strada, per carità, quella va da sé, non ha grossi problemi, ma per quanto riguarda quelle forme sportive, le Cenerentole, la pista e il ciclocross. Sì, quel che si è seminato, o meglio, quel che il buon Giacomo ha seminato lo abbiamo proprio visto all'idroscalo di Milano, perché sostanzialmente proprio le categorie giovanili sono state quelle che ci hanno dato la più grossa soddisfazione. Se andiamo a guardare proprio nei dettagli, lo dimostra, diciamo, le rivincite o tentate rivincite di domenica scorsa a Vittorio Veneto. Che dire, ci dovevamo credere, perché ci crediamo su quello che i nostri dirigenti stanno facendo, in modo particolare quando si va a intraprendere, chiamiamole mezze scommesse di questo tipo, come le hai definite tu prima, scommesse vere e proprie. Igino, tu che sei uno che insomma fai parte anche a una carica importante a livello nazionale per quanto riguarda questo ciclocross, cosa possiamo dire insomma di questa organizzazione, di questo trofeo Triveneto? Che bada bene, non voglio togliere meriti ai partner diciamo collaterali, se l'SMP mi viene in mente Rigoni di Asiago, mi viene in mente Ursus, soprattutto c'è stato un Remo Moser che comunque in tempi non sospetti ha tirato fuori le castagne insomma dal fuoco, perché c'era un momento in cui c'era un momento veramente di impasse. C'era un momento di difficoltà, come sempre, e comunque come dire, il trofeo di per sé raccoglie una lunga storia, no? In Veneto raccoglie una lunga storia fatta di tante persone, di tante realtà, e che effettivamente anche quest'anno Giacomo con i suoi collaboratori è riuscito a mettere insieme il meglio di questa storia, perché c'erano difficoltà all'inizio di questa stagione, alcuni problemi, ci saranno ancora, perché guardate, la nostra attività essenzialmente va avanti per la passione di alcuni. Non ci sono società che di per sé si impegnano sul ciclocross, va avanti per la realtà di queste persone, di persone semplici, di alcuni appassionati che mettono il proprio lavoro, il proprio tempo, tante volte, moltissime volte il proprio denaro, eccetera, no? E senza avere applausi, eccetera, no? E questa è la nostra forza, E questa è la nostra forza. Io qua farei, se volete, se non vi fa... Vicino, a me quello che non è mai piaciuto nella vita è rubare le idee altrui. E io, in un'intervista, però speravo che tu venissi qua, hai detto una cosa, ed è tua, e l'hai detta tu, perché potevo farne... non mi piace fregare, io... Ho fatto il grafico per tanti anni, sono stato veramente uno tra i primi pionieri della grafica anche prima a Torino, poi in Veneto. Non ho mai rubato un marchio, una campagna pubblicitaria, perché la trovo veramente una cosa indegna. Tu hai detto una cosa importante. Coloro che si lamentano che vai a calpestare i prati, l'erba si rovina, eccetera, ci sono anche sti rompiballe, insomma, parliamoci chiaro, vero? Ecco, tu hai detto una cosa che, ragazzi, ascoltatela bene anche voi telespettatori, per favore, troppo bello. Dimmelo. No, gli ho detto che insomma preferisco che i ragazzi calpestano l'erba piuttosto che fumarla, no? E vai! Troppo bella, ragazzi, troppo Dimmi. Penso che l'erba ricresce alla grande e anche i ragazzi ricrescono. Bene, certo. Dimmi. Domenica hanno fatto una sorpresa a Giacomo, Ne però parliamo Giacomo vuole fare una sorpresa a te. Subito così ti stai di brutto. sempre toccando il collo e Sì, ti perché manca un qualcosa. mi manca... Ma allora sei un maledetto, guarda. Ma è dell'Inter questa qua, chissà cosa sto facendo.
ma non è possibile! Apri, Ma non è possibile! Devi Ma non ci credo! Guarda che... Oh, pare preparata Giacomo, eh? Ma non è preparata! Grazie. Allora, io voglio... Giovanna Micheletto, tocca a te, alzati in piedi, vieni qua. Vieni qua, dai, siamo in diretta, vieni. Facciamo un po' di musica, si può... Troppo lunga? Per la memoria? Dai, no. Ma tu sei figlia di questo? Ma purtroppo... Oh! Allora... Le vecchiaie, scusa. Allora, vai, a te il microfono, mi tolgo di scena. E adesso le immagini della gara junior, donne e fascia 2. Seconda portata di Vittorio Veneto con la fascia 2 donne juniores. Qua abbiamo dal grande Sant'Eschiro, li vediamo tutti, questi sono gli amici Bellante Dario, Vigili del Fuoco Trento. Qua abbiamo la Cauzze, poi abbiamo la 69 che è la Cuciniello Francesca della Selle Italia Guerciotti, reduci dai campioni italiani all'idroscalo di Milano, e qua anche la Vania Rossi, la Paola Maniago, e ancora su tutte veramente bravissima la Pizzolotto Lucia della Doppla Treviso, e via tutti. Qua abbiamo visto e vediamo i partenti appunto nella fascia 1 che sono quelli che hanno tenuto in piedi la baracca. È inutile dire, juniores bravissimi, tantissimi, ma dobbiamo sempre ricordare che i dilettanti, cioè diciamo così, gli amatori di fascia 1 e fascia 2 hanno veramente tenuto in piedi il trofeo Triveneto di ciclocross con la loro presenza sempre veramente nutrita. Bisogna ricordarli al di là dei grandi campioni che si susseguiranno anche nella fascia 1 e negli elite nella prossima gara. Però certo è che questo ciclocross, insomma, ha dato dimostrazione a tutti di grande coesione tra gli organizzatori. Quest'anno ho visto meno polemiche sicuramente degli anni scorsi, ho visto più partecipazione, più voglia di creare sistema, e questo è importante, e chissà che non sia il primo acuto di altri grandi acuti che possano sistemare le cose definitivamente e, diciamo così, rimarginare quel gap che ci vede molto lontani dal nord. Qua vediamo Zoppas e ancora lì davanti abbiamo visto un altro atleta, un juniores, e man mano tutti quanti i migliori che sono lì davanti. Abbiamo visto Iari Cisotto prima di vedere Flavio Zoppas, dominatore assoluto. Intanto vediamo anche Ottavio Paccagnella, anche lui si è ben distinto, pensate 20 volte campione italiano. Questi hanno una storia incredibile, hanno una storia veramente importante, ma non soltanto. Qua abbiamo, per quanto riguarda le donne, abbiamo la Cavani, la Maniago, la Bergamo, la Pizzolotto, la Vallortigara, poi abbiamo Macchiarola e Stevanato Lucia, perché no, abbiamo anche la Stefania Vecchio con la maglia tricolore. Questa è la Elena Valentini, anche lei stupenda interprete di questo ciclocross, sempre presente. Una degna conclusione qui a Vittorio Veneto. Oggi manca Rudy Lorenzon, impegnato in Olanda nella Coppa del Mondo, giustamente, però dovrebbe forse farcela anche senza la sua presenza, riconfermare e definitivamente, diciamo così, vestire la maglia verde di capo classifica in maniera totalmente definitiva. Questa qua è una fase prima del sottopasso, diciamo che questo è un percorso particolare, diciamo così, dove il centro di Vittorio Veneto ne viene sublimato dalle immagini, però viene rubato nell'entroterra questo bellissimo percorso, uno sterrato ricco di declivi che rende molto bene quello che è un trofeo, diciamo, rende molto bene la visuale anche dei corridori, chiaramente disegnato con maestria. Oggi un plauso vanno a tutti gli sponsor, abbiamo visto anche Enrico Polo, lo abbiamo visto insieme titolare della Selle SMP, insomma anche gli sponsor non hanno dato i soldini e poi dopo hanno detto vabbè quello che capita, no, sono andati a vedere tappa per tappa, a rendersi conto di questa grande famiglia che si sta sempre di più allargando, e noi il nostro augurio sia
sarà quello che anche nei prossimi anni chiunque possa fare immagini, credeteci, perché siamo sempre stati molto, molto distanti dalle polemiche, chiunque venga a fare le immagini di questo ciclocross possa trovare comunque grande coesione da parte degli organizzatori per il bene del ciclocross, ma per il bene dello sport. Ho sentito quest'anno cose sgradevoli, le abbiamo sentite tutte, gente che non è venuta in studio perché erano imbarazzati, non volevano schierarsi, ma chi parla così per me veramente ha dei problemi grossi, hanno la febbre questi qua, perché nello sport c'è soltanto di portare la propria presenza, portarla per poter inneggiare tutti quanti a questo che è l'esempio di come si può essere dei buoni genitori, e i buoni genitori sono quelli che fanno partecipare questi ragazzi a uno sport sano all'aria aperta. Un ringraziamento anche a Paolo Ballotta, ci ha regalato tante fotografie in maniera veramente pro bono, senza chiedere mai nulla, soltanto per il piacere di essere presente, poter donare qualcosa di suo a noi di Scratch, ma anche alla gente normale, perché su Facebook questi ragazzi sanno come comunicare, si creano i loro blog, le loro critiche, il loro scambio di pensieri. Ecco, è una comunicazione che noi non siamo abituati, perché chi ha più di 50 anni come me difficilmente riesce a interagire con i giovani, ma la cosa importante è che i giovani, se hanno l'opportunità di parlare di cose serie o anche divertendosi in questo caso, riescono a comunicare, far gruppo, fare sistema. Bravissimi, come è bravissimo questo atleta, perché Venturini Stefano è sempre stato là della Cycling Team Friuli, un atleta veramente serio, bello da vedere, anche lui un modello sul quale anche i figli si possono ispirare. Ancora per quanto riguarda le donne, abbiamo visto la maronese Silvia, ma perché no, prima ancora la Milena Cavani, e adesso qua con il dorsale 49 sotto Corno Andrea arriva da Biella questo ragazzo, pensate, ma non soltanto che arriva dal Piemonte, Zoppas arriva da vicino a Vittorio Veneto, Iuri Cisotto l'abbiamo visto sempre meglio in bicicletta, ma sono arrivati dalla Puglia, sono arrivati dalla Sicilia a correre in questo trofeo Triveneto, sono arrivati dalla Sardegna, i fratelli Pavoni tra poco li vedremo anche con la Free Cam, anche loro arrivano da tantissimo lontano per impegnarsi in un circuito ben disegnato che gli dia la possibilità di potersi divertire, e quindi anche per loro pensate alle spese, ma non soltanto, anche gli spostamenti, la fatica, e cosa bisogna dire? Ma Alberto Terzariol, bravissimo anche Alberto, anche quest'anno della Libertas Corse, questa squadra che veramente ha fatto le cose in grande, si è ben distinta in tutte quante le gare con tanti corridori, hanno veramente mietuto grandissimi successi, hanno veramente portato via tanti podi nei campionati italiani all'idroscalo, quindi vuol dire che il Gino Micheletto ha manico, ha voglia di fare, ed è una persona che si dedica tanto al giovanile, e quindi 10 lode a lui. Anche la Milena Cavani l'abbiamo vista adesso con il dorsale 71, la Stefania Vecchio, che la vediamo sempre nelle primissime posizioni a contendersi la vittoria finale, chissà, la vedremo sicuramente tra le migliori. Ma ancora abbiamo la Cuciniello Francesca, questo è sempre Flavio Zoppas, che va via anche un po' come il Federico Zurlo, no? In surplus, un dal grande Giuseppe che ha cercato di insidiarlo più che ha potuto, un Sornione veramente, un Sornione Schiro Sante Schiro è stato veramente molto intelligente, un ragioniere, non ha fatto mai grandi vittorie ma si è sempre piazzato, la sua presenza costante lo pone alla seconda piazza. Qua vediamo dal grande, ci siamo sprecati con i titoli per questi ragazzi veramente, perché hanno dato qualcosa in più, e questo è quel qualcosa in più che hanno dato le nostre telecamere, in testa con Gianni Dal Santo, che riesce ad estrapolare qualcosa di importante, in questo caso è Alessandra Gazzola, che riesce a prendere un momento veramente incredibile. C'è la sensibilità anche degli operatori, non perché la nostra emittente ha voluto portare qualcosa di differente, però ogni tanto bisogna anche fare i complimenti agli operatori che si vede che non hanno buttato giù il lavoro. Le hanno guardate con attenzione, sono stati analitici, attenti a chi era primo, ma senza trascurare le bellezze dei posti, la vegetazione, o l'autunno quando era a ottobre, o adesso che siamo in pieno inverno, vedere adagiate queste foglie dove passano i ciclisti, a testimonianza di un inverno
che ci sta lasciando per poi dopo riprendere la primavera, una resurrezione, no? Ecco, anche un senso che non sia agnostico ma che sia un po' religioso o che sia un po' per i credenti. Ecco la natura che si risveglia, dopo Natale c'è diciamo così, come Gesù risorge anche il sole, risorge di nuovo la primavera, ed è tutto così il ciclismo per ogni stagione, al coperto, alla pista, oppure d'estate o la primavera estate con le classiche della strada del nord, e poi dopo il ciclocross d'inverno. Ecco le 4 stagioni. Ecco, potessi idealmente creare una colonna sonora, mi metterei le 4 stagioni di Vivaldi per accompagnare questi atleti che hanno veramente dimostrato grandissima partecipazione, e soprattutto per noi un grande ringraziamento a loro. Abbiamo visto sotto Corno l'Andrea, ancora Flavio Zoppa, sull'ultimo giro questo, con un Flavio Zoppa strepitoso, interprete veramente magistrale, questo lo abbiamo detto tante volte. Ci ha fatto piacere non soltanto a noi che abbiamo commentato queste gare, ma soprattutto ha fatto piacere a tutti coloro che hanno passione. Qua vediamo uno sfortunato che gli stacca la catena, Iari Cisotto. Qua la prima posizione per quanto riguarda gli juniores è sotto Corno la Andrea, vince alla stragrande della Biella, arriva da Biella questo ragazzo. Iari Cisotto, che è stato sfortunatissimo, ha perso un po' il treno, invece Flavio Zoppas, come vediamo, si impone a Vittorio Veneto, come è giusto che sia. Iari Cisotto un po' sfortunato perché se la stava giocando proprio alla pari, quindi bravo anche Iari Cisotto con il secondo posto. Terzo è Turi Michele. Per quanto riguarda le posizioni dopo Zoppas, vediamo dal grande Giuseppe della Citec, Braidot Mauro al terzo posto, Valentini Renzo al quarto, Schiro Sante al quinto, una strepitosa Paola Maniago, 10 lode a lei. Un pensiero va anche alla Mara Dal Borgo, che si è infortunata tempo fa. Qua vediamo la Valentini. Per quanto riguarda le donne abbiamo la Cuciniello Francesca, Vecchio Stefania e Armandoris al terzo posto, la Elena Valentina abbiamo vista al quarto. Per quanto riguarda invece le Master Woman, Cavani Milena, Maniago Paola al secondo posto, Pizzolotto Lucia, pensate, al terzo, poi Bergamo Vania, Vallortigara, Macchiarola e Stevanato Lucia. Quindi questa è la Stefania Vecchio che si impone nella sua categoria, bravissima la numero 68, la Milena Cavani che vince. Quindi Selle Italia Guerciotti sugli scudi. Questo è tutto il podio subito dopo la gara con le premiazioni, e adesso il via alla terza ed ultima gara. Bene, allora, facciamo le cose veloci perché oggi c'è tanto tu sei maglia verde, Marco Zanello, un applauso. Ma non ci credevi? Ma subito non ci credevo, però sono arrivato fino alla fine con la maglia. Stai attento, tu sei sicuro che Rudy ci guarda noi o guarda l'Inter, secondo te? Ma secondo me guarda anche noi. Per me guarda l'Inter. Sì, un po' per parte. Un po'. Thomas. Ciao a tutti. Insomma, dai. No, è andata bene dai quest'anno. Ma veramente? Sì, vinto abbastanza facile quest'anno il trofeo Triveneto. Non fa lo sborone. Molto facile, è stata una passeggiata. Basta correrne tante. Poi mio papà si è difeso, è diventato più giovane di un anno quest'anno. Ma ti rompe le balle a casa? No. Come devi correre, no? No, mi fa vedere dove correre perché lui corre prima, mi insegna e poi io sfrutto quest'arma in più. Bravi, un applauso. Dopo, ascoltando ci sono più aggettivi. Sai che hai rotto le balle? Cioè, fai vincere ogni tanto qualcuno? No, non bisogna mai far vincere nessuno. Mai, proprio bisogna essere... Sai che quando dicono al Giro d'Italia, quello quando vai a fare fair play ha fatto vincere il secondo perché... Te proprio perché... No. Cioè tu proprio... Sono deciso così. Sapete la rucola, no? La rucola? È bastarda la rucola, ragazzi. Grande, un applauso. Ottavio, ti lascio un attimo il microfono. Anche a te tante volte... Ti vedo come... meno anni. No, non è questione di meno anni. 150 anni. L'hai patita quella, sì. Però insomma sei un padre. Sì, tanti anni che corro. Ho fatto 30 Ti faccio una domanda, sono sicuro che tu rispondi giusta. Dai. Cioè, quando dicono il padre è solo un amico, il padre deve essere il padre. Un amico è un par de balle, gli amici sono fuori. Sì, padre, bisogna fare il padre nello sport, per cercare di insegnare ai figli, però
bisogna vedere se loro se vedono la strada che faccio io. Io una volta la vedevo bene, loro non so se la vedono ancora come la vedevo io. Beh, questi risultati credo che ti meriti un applauso. Tu che sei timidone, vieni qua. Allora, tu sei andato benino quest'anno, hai avuto un problema al ginocchio? Sì, quest'anno sono andato abbastanza bene e sono soddisfatto. Il ginocchio mi ha dato qualche problema a inizio stagione, però queste ultime gare mi è passata. Se dovessi mandare a quel paese qualcuno in questa fila, chi è che manderesti? No, dimmelo, dai. Uno solo. Mando lui. Un applauso. Allora, presentami i tuoi compagni, dai. Nome e cognome. Marco Pelizzato. Bravo. Giovanna Micheletto. E Marco Zanatta. Bravissimi. Con te ci vediamo tra poco. Zurlo, a te non ti dico che faccio la stessa domanda sua, però perché te non manco, cioè tu parti, poi dopo ogni tanto scendi la bicicletta, aiuti qualcuno, non so, ti ho visto fare di quelle cose esagerate, cioè sei disarmante e fai un po' schifo, diciamoci la verità. Che ci vuoi fare? Niente, comunque non ho aiutato nessuno io. No, aiutavi le vecchiette a attraversare. Cioè, scendevi di bicicletta e aiutavi le vecchiette. Sì, le carrozzine, siccome avevo una spesa che pesava troppo, aiutavo. Ma stai attento, tu vai bene anche in pista. Sì. Quest'estate ci regalerai qualche soddisfazione? Ma in pista adesso vediamo un po', sì. Cambia la gamba? Ma sempre 2 pedali, una sella, un manubrio. Bravo! Capuzzo, questi sono personaggi. È vero? Federico, allora, io vorrei qua... Federico su tutti perché ce lo ricordiamo proprio l'anno scorso a Marcianise, dopo 5 giorni di full immersion a Marcianise, conquistando una splendida maglia tricolore. Al venerdì pomeriggio sono partiti da Marcianise, è arrivato praticamente in Toscana, che era oramai notte. Bicicletta? No, ha dormito giustamente. Il giorno dopo hanno corso il trofeo Diddi, 200 allievi, i migliori allievi d'Italia, li ha castigati tutti. Ma castiga anche sua mamma, ma lo sai che lui... Il San Baronto quante volte l'avete fatto, Federico? Il San Baronto quante volte è stato fatto? Il San Barotto. Baronto. Allora è stato fatto 2 volte, e una parte, da una 2 parte versanti. e poi esatto, sì, comunque è una gara durissima. Ecco. Complimenti, ma poi so che rompe le balle anche sua mamma. Lui ha un paio di scarpe rosse, vuole sempre quelle e costringe la mamma di quei tour de force, deve lavargliele, è vero o non è vero? Rocchetta, sei deliziosa, brava anche a te. E adesso io prima di tutto, grazie. No, tieni qua bella, che bravi. Un momento, io siccome anche in altre occasioni abbiamo parlato di vittime della strada, non so se vi ricordate anche voi, io vorrei tributare un applauso a un grande che ci ha lasciato per un incidente stradale, Lino Castaldello, investito da una macchina. Abbiamo fatto i funerali proprio oggi, quindi un momento particolare per lui, un applauso. Purtroppo queste strade sono sempre matrigne. Bene, signorina Asia, the show must go on, dimmi. No, consentimi anche un ricordo a un grande appassionato di ciclismo che abbiamo seppellito sabato invece, che è stato Adriano Minotti, veronese doc, un grande passato dal punto di vista industriale. Anche Campagnolo mi pare da poco, insomma tanti. Sì, esatto. Va bene, dai, noi siamo un po' più leggeri. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti con lo spettacolo. Allora, Asia, tu che hai vinto quasi, anzi hai vinto tutto, guarda papà come contento, va. Io vorrei fare guarda, fate un primo piano a papà, dai, a papà Lucio. Ecco, alzati in piedi, Lucio. Guardatelo com'è bello. Lui si gongola, sei un grande anche te. Io dico, questa trasmissione è fatta per i genitori, perché per fortuna che cominciate a fare cioè voi siete genitori, dovrebbero anche da casa telefonare non ai soliti nostri che ci guardano, ma anche a casa, chiamate la signora che non guarda il ciclismo, c'è un cretino che parla di ciclismo ma non sempre, parla anche di altre cose, riappropriamoci dei nostri diritti, il genitore deve fare il genitore, vero? Tu sei contenta di tuo papà e di tua mamma, vero? Sì, sì. E tuo nonno non me lo saluti? Vabbè, volevo salutare mio nonno. Bisogna perché sennò a me. Vabbè, adesso che cosa mandiamo in onda secondo te? Under 23 Elite F1. Troppo corta, un po'. Facciamo fascia. Dimmi fascia. Fascia 1. Chi è fascia 1? No, non Elite fascia 1. Ma che fascia 1? Cosa vuoi? Io vorrei capire, ma secondo te, andiamo avanti con le ma secondo te cosa vuol dire? Fascia 1, cosa vuol dire?
terza portata con Giuseppe Micheletto in primo piano, poi abbiamo Bassani e insomma tutti i più bei ragazzi che hanno veramente partecipato. Qua abbiamo Visinelli, i fratelli Pavoni con grande, poi avremo Pietro Pavoni con la Free Cam, il numero 122 l'abbiamo visto ed è proprio Cossio Matteo del Bike Team, e partono in pratica la gara finale con la fascia 1, gli Under 23 e gli Elite. Questa è la Free Cam che in pratica c'ha sul casco Pietro Pavoni, alla facciazza di quelli che non ce la volevano far mettere. Alla fine abbiamo visto che anche in Coppa del Mondo la usano, e perché no, noi del Trofeo Triveneto in qualche maniera l'abbiamo scoperta, in qualche maniera siamo stati i primi a proporla nel circuito delle ruote grasse. La cosa piacevole è che dal Belgio, dall'Olanda ci hanno visto e anche loro hanno messo la Free Cam. Quindi la cosa essenziale è che Scratch è stata la prima emittente a mettere, la prima trasmissione a mettere la telecamera mobile nel ciclocross, senza badare a spese, senza guardare, soltanto per il bene dello sport, e questo credo che sia un vanto da poter, diciamo così, urlare a piena voce, come urlare deve Marco Ponta, un ragazzo delizioso, speriamo di averlo presto ai nostri microfoni, poi Visinelli, abbiamo ancora Cusin, e vediamo anche come è ghiacciato qua il terreno, vediamo la gente che man mano chiaramente affascinati, vediamo Pietro Pavoni con la telecamera in testa. Grazie Pietro, perché è sempre un servizio, oltre che credo che sempre sul casco chiaramente qualche imbarazzo agli atleti lo dia, però lui lo ha detto, lo faccio volentieri. Pensate, ha fatto 600-700 km per venire anche non soltanto a partecipare ma anche a lavorare per Scratch. Questo vuol dire creare il sistema intorno ad uno sport delizioso, dove non bisogna mai far stancare gli sponsor e neanche coloro che hanno tanta passione, che si dedicano pro bono per questo sport. Bisogna certo migliorare, tutto è perfettibile, però possiamo dire che in questo Trofeo Triveneto, dove hanno visto la compartecipazione di 15-16 tappe, insomma le cose si sono fatte bene, e guardiamo quante scivolate anche qua. Abbiamo visto De Mar Giorgio impegnato in un derapage per stare in sella, per stare in equilibrio. Intanto abbiamo visto Milani, abbiamo visto Capuzzo in fondo gustarsi questa gara. Qua vediamo ancora una scivolata, qua chiaramente avanzano le ore, la colonnina di mercurio non è mai andata oltre lo 0, 1 grado, per cui chiaramente il terreno non ha fatto neanche in tempo da mollarsi. Marco Ponta, ragazzi, va via come un treno, è un siluro dietro, abbiamo visto Fontana e Gambino, il piemontese, Free Cam, di nuovo tutti a bordo. Vediamo ripreso il numero 88, ma cosa vuol dire? Questo è il ciclocross. Il ciclocross bisogna interpretarlo in questa maniera per poter dare quel giusto rispetto, perché è una manifestazione che per chi la, diciamo così, per chi ne partecipa si rende conto che intanto è propedeutica anche al ciclismo per quanto riguarda la primavera, ma per gli istanti, per gli appassionati che vedono le gare. Intanto un saluto a Cinzia, ricordiamo anche Ennio Benedetto, tutto lo staff dei commissari di gara, dei giudici, ma anche tutto il collegio della giuria, precisi. Pensate che dal Collo ogni lunedì mattina, ma già la sera della domenica, con tutte le classifiche, tutto a posto. Cioè, lavorare così vuol dire lavorare in maniera professionale. Sono cambiati i tempi, però loro hanno, diciamo, qualcosa in più degli altri, perché gente di oltre 50 anni che ha dovuto fare i conti con l'informatica, però se la stanno cavando alla stragrande, e vediamo con quali risultati. La stampa e tutti la domenica sera hanno già tutte le classifiche, tutte quante ordinate, addirittura le fotografie nei vari siti, e questo non fa altro che far piacere. Bisogna parlare bene, non bisogna sempre parlare male, perché bisogna anche dire le cose positive, anzi soprattutto positive, perché lo merita questo sport, come lo merita Da Ross Christian del Vittorio Veneto, quindi i giocatori in casa. E qua vediamo uno splendido veramente Segat Marco della Chicken Team Friuli, anche lui sempre presente, ma non soltanto. Cais, li abbiamo visti tutti, Fontana l'abbiamo visto adesso, davanti Ponta, dietro Visinelli, inseguono i fratelli Pavoni, questo è Cusin, abbiamo visto anche Mirko Tabacchi, anzi questo è il numero 9, sono gemelli, Straccia Michele del team Cobo Pavoni insieme a Grandi Alessandro, anche loro compongono questo team insieme a Pietro e Paolo Pavoni.
Tornate conclusive di Vittorio Veneto, che in pratica è l'acuto di 16 tappe importanti. Adesso vediamo Gambino, Pavoni e Fontana. Fontana, pensate, 40 anni, Ponta 25, laureando, se non è già laureato. Paccagnella il 22, bravissimo anche lui. Paccagnella si è distinto veramente tantissimo in questo ciclocross World Service Brenta. E qua vediamo un Derek Zampedri del team Sud Tirol, che quest'anno ha partecipato con volontà e passione. Questo abbiamo Diego Retis, prima abbiamo visto il fratello del comitato provinciale di Vicenza. Insomma, un vicentino che ci fa brillare gli occhi al massimo. Tanti anni che non lo vedevamo qua, che se la sta giocando, è lì che si può mangiare il podio. Non arriverà a vincere la maglia verde, però sicuramente è fra i primi 3-4 migliori di questo trofeo Triveneto nella sua personale categoria. Qua abbiamo ancora un Cousin che sta un po' tribulando oggi per la verità, un fastidioso mal di schiena, lo vedremo tra poco, ma ancora segue da vicino Daniele Savio della Torre Vallortigara, e ancora lo vediamo con il dorsale 111 l'amico Ivan Kais della Cimetta Complex, e ancora l'Africam, tutti a bordo insieme a Pietro Pavoni. Qui a Vittorio Veneto la presenza c'è stata anche di patron Remo Mosole, che non poteva certo mancare, ma anche dei grandi. Abbiamo visto anche Pontoni girare prima delle gare, ma soprattutto uno dei più grandi interpreti del ciclocross, Renato Longo, ex corridore, ma chiaramente diciamo così cittadino di Vittorio Veneto, non poteva certo mancare, ma lui non manca quasi mai a nessuna gara, insieme a Del Vigi, che sono amici da tantissimi anni. Appena possono si riuniscono e vengono a tifare questi ragazzi. E di nuovo vediamo Visinelli adesso davanti, abbiamo visto Fontana e Gambino, e questo è Mirko Tabacchi con la maglia verde, anche lui in ottima forma, un bel recupero di Thomas Paccagnella, lo vediamo. Ha avuto qualche problemino Thomas, ma si è subito riavuto. Ancora Diego Retis, uno di noi, oramai è stato soprannominato. Bella tutto, poi dopo stanno preparando una sorpresa, perché tutto c'era il fermento oggi come ultima gara, un po' sapete come le scolaresche all'ultimo giro, all'ultimo giorno di scuola, preparano una sorpresa mega per Giacomo Salvador, ma la vedremo fra poco. L'importante che hanno dimostrato questi ragazzi è proprio questo, la voglia anche di ringraziare con un piccolo presente, una piccola cosa, però vuol dire molto, vuol dire aver ricordato un uomo che in questi mesi veramente si è sbattuto. Vediamo un Visinelli leggermente in difficoltà, non capiamo come mai, deve aver avuto qualche problema. Adesso ancora grande i Pavoni, qua ancora Mirko Tabacchi, maglia verde di capo classifica, anche lui quest'anno ha dato la stragrande. Lo ricordo ancora Ziano di Fiemme, che non credeva ai suoi occhi e diceva che sarebbe stata per lui una grande soddisfazione portare a casa la maglia verde. Lo ha fatto. Bassani lo abbiamo visto in quel piccolo rettilineo, un ragazzo eccezionale a cui veramente io voglio bene, perché è un ragazzo pulito. Apposto lo conosco da tantissimi anni, mi fa piacere incontrarli in questo trofeo Triveneto, e ci mancherà sicuramente, come mancherà a tanti di voi, questo ne sono certo, perché è stato qualcosa di importante a livello veramente di coesione, di aggregazione familiare. Ci ha fatto capire cosa vuol dire essere vicini. Tanti hanno un po' voltato le spalle, per la verità, però poi dopo alla fine si sono ricreduti, perché anche il nuovo imbarazza tante volte, ma questo è lo sbaglio un po' del ciclismo. Non bisogna essere sempre radicati a delle situazioni, bisogna anche cambiare, bisogna anche migliorare, perché no, dopo di noi ci saranno altri, e dopo questi atleti ce ne saranno altri. È logico che la vita va avanti, l'importante è sempre migliorare, sempre dare quel contributo in più. Vediamo fasi conclusive di questa giornata, che in sé porrà la parola fine al 30° trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole, con un Cousin che pare si stia rimettendo, si sta riscaldando dal dolore alla schiena. Vediamo se ce la farà a tenere ancora duro. Abbiamo visto ancora Gambino, Ponta, Alessandro Fontana 40enne, Ponta 25enne, Gambino non deve averne molti di più, anche Gambino avrà sui 26-27 anni. Qua abbiamo Corpo Forestale dello Stato, Gruppo Esercito, lo vogliamo sempre ripetere, questo è il Corpo Forestale dello Stato con Fontana e Visinelli, questo è Mirko Tabacchi, mentre per quanto riguarda
Marco Ponta ed altri sono del gruppo Esercito, quindi vale la pena ricordarlo, perché il gruppo Esercito è qualcosa in più, diciamo, un gruppo Esercito che lo vediamo sempre nelle, diciamo così, in campi di guerra o in missioni di pace. Sono più belli vederli qua nelle missioni di sport, che sono cose più importanti, che fanno più bene alla salute di tutti. Ancora qua lo vediamo, questo è un ragazzo splendido, è Maurizio Tabotta, friulano anche lui, grande interprete di un grande ciclocross, quindi vedremo dove si porrà Tabotta. Per la verità non l'abbiamo visto moltissimo quest'anno, però d'altronde anche lui avrà esigenze diverse. Cycling Team Friuli però è lì vicino, c'è Montanari Davide col 116, qua di nuovo la Free Cam con Pietro Pavoni, vediamo anche dalla sua, diciamo, postazione come si vede. Adesso a questo punto vedremo che cambia la bici, e quindi noi, siccome la bicicletta, la Freecam non l'avevamo montato sulla bicicletta ma l'avevamo montato sul casco, ce ne frega niente, continuiamo con la Freecam di Pietro Pavoni. Anche questo è spettacolo, anche questo è stato scratch quest'anno. Un ringraziamento vanno ai miei operatori, oltre a Dennis Gazzola, Alessandra Gazzola, regista e Deus Ex Machina, e Gianni Dal Santo, il quale ci ha proposto delle immagini, credetemi, che ce le copiano dappertutto. Credetemi, da queste immagini abbiamo riconosciuto i volti dei corridori. Potete andare dove volete, i volti dei corridori voi in altre gare non li vedrete mai, e quindi questo è stato insegnamento. E allora che non vengono a dirci cose, il mestiere di Gianni Dal Santo lo sa fare molto bene, e lo abbiamo visto perché tutti i corridori sono stati riconoscibili, erano riconoscibili, ed è giusto che sia stato così. I percorsi sono stati riconoscibili e ben identificabili, e anche gli sponsor hanno avuto la loro soddisfazione. Qua vediamo un Cousin con un mal di schiena fastidioso, l'avevamo detto già a inizio gara, sta patendo parecchio, però lui è un uomo duro, e come i duri, d'altronde c'è qualche problema, ma nella vita bisogna lo stesso lottare, bisogna lo stesso svegliarsi la mattina e andare a lavorare, e questo è l'imprinting che danno i nostri corridori. Ora Fontana, vedete, primo, Ponta, Gambino, e manca Visinelli che è caduto, e poi dopo gli è scattata anche la catena. Adesso vediamo, con la catena messa in maniera posticcia, cerca di dare un colpetto per rimetterla in sede. Prima è caduto, povero lui, perché era in splendida forma e poteva competere con il rush finale, con la volata finale, con i migliori, con i Gambino, con i Fontana e con i Ponta. Vedremo come andrà a finire. Certo che oramai ha perso circa 150 metri, quindi sarà dura, perché oramai le fasi sono ultime. Ancora Cousin, Ponta, ultimo giro, Ponta, di dietro subito Alessandro Fontana, che cerca di vedere dove può infilarlo, nel senso che vedere nelle ultime fasi dove può trovare la breccia che gli possa consentire di vincere per la 7ª volta qui a Vittorio Veneto. Ma vediamo, siamo oramai nelle fasi conclusive, tantissimo pubblico, lo vediamo assiepato in questa bellissima via di Vittorio Veneto, ed è lui, ed è Ponta Marco, Cycling Team Friuli, che spezza l'egemonia, vince su Alessandro Fontana, e pensate, al terzo posto Alessandro Gambino. Visinelli, sfortunatissimo, Rafael Visinelli, lo vediamo al quarto posto, anche lui gruppo sportivo forestale. Vediamo proprio Gambino che si pone in terza posizione. Per quanto riguarda invece i fascia 1, vediamo Montanari Davide che vince su Tabotta Maurizio, e così Simone, con questo fastidioso mal di schiena, si pone al terzo posto, ma sicuramente indossa oramai in maniera definitiva la maglia verde. Un applauso anche a Visinelli Rafael, sfortunatissimo. Per quanto riguarda Paccagnella Thomas al quarto posto, quindi Under 23 abbiamo Tabacchi Mirko e Gadotti Nicola al secondo posto. Bravissimo Tabacchi, bella vittoria per lui, soprattutto sesto assoluto. Qua vediamo Derek Zampedri, anche lui una bella prestazione, settimo assoluto, e quindi anche qua le maglie oramai sono tutte quante accaparrate. Quindi veramente un complimento a quest'ultima gara. Qua è il podio con Ponta, Gambino e Alessandro Fontana. Tra poco di nuovo la linea in studio, e poi dopo tutte le immagini delle premiazioni finali. Con questo abbiamo concluso la panoramica di queste gare. Giacomo, intanto complimenti. Ti abbiamo visto insomma anche commosso durante le premiazioni, mi pare. Insomma, penso che sia il primo anno che i corridori si ricordino di qualcuno
che insomma si spacca la schiena, diciamo la schiena. È stata una bella gratificazione con questa foto particolare, complimenti a chi l'ha scattata. È una cosa meravigliosa perché io ci credo nei ragazzi, quel gruppo là che hanno vinto le maglie di campione italiano sono eccezionali, anche di animo, sono magari Zurlo, Spavallini, però sono ragazzi eccezionali. C'è una telefonata, scusami Giacomo, poi riprendiamo. Con chi ho il piacere di parlare? Nicola, sono Mosole. E là, è un applauso. Caro Nicola. Ma dove si trova, signor Mosole? Io mi trovo vicino a Praga, a Tabor, perché guarda il caso che questa sera davanti a tutti i membri dell'UCI e del mondo intero sportivo e di tutti gli atleti che domani partecipano, sabato e domenica partecipano al mondiale, hanno premiato Lago Levandie come miglior organizzazione di tutta Europa. E questo è stato un bel regalo fatto. Sentirai che applauso che sta arrivando da qua. Complimenti. No, è stata una bella cosa perché battere il Belgio, l'Olanda, la Cecoslovacchia, la Spagna e tutti i componenti di tutta Europa, e noi trevigiani ancora una volta, vuol dire che sappiamo anche fare bene le cose con sportività e con amore, con cuore. Abbiamo preso un bel premio che lo portiamo a casa lunedì, lo faremo vedere. Mi pare di aver capito che sei stato premiato come miglior organizzatore al mondo di un campionato del mondo. No, la Coppa del Mondo. Della Coppa del Mondo, sì, del circuito della Coppa del Mondo. È un po' come dire nel Trofeo Triveneto premiano, non lo so, Salvador come migliore organizzazione, però chiaramente molto molto più importante. C'era tutte le votazioni dei giornalisti, degli atleti, dei membri dell'UCI, degli organizzatori e soprattutto dei fornitori stessi che forniscono i materiali speciali per le corse. Ma quello che io volevo dirti a te, che ti faccio i complimenti per le 16 gare che hai mandato in onda in tutta Italia, che la gente è stata molto contenta. Io che sono interessato ti dico bravo a te e tutto lo staff, siete stati bravi, bravissimi, mi sembra che la gente è rimasta molto contenta. Devo dire grazie ai 16 organizzatori delle corse che non sto qua legandoli tutti perché sennò perdo troppo tempo. Dico complimenti a quelli tuoi ospiti, Capuzzo che è il mio presidente del Veneto, Micheletto che è il big del cross e Salvador che è irripetibile, brava persona. Come al solito tu non ti dimentichi di nessuno, Remo, no, ti faccio i miei perché complimenti. I lavoratori che lavorano di più a volte non si ricorda, ma sono tutta brava gente. Il ciclismo è una famiglia, io posso dirlo che siamo tutti quanti concordi per fare questo sport nei migliori modi, soprattutto per i nostri giovani, perché le mamme, i papà, i sportivi devono sapere che i ragazzi non possono andare in giro per il mondo a drogarsi, a ballare, impastigliarsi. Se fanno fatica sono bravi anche a scuola. Remo, scusami un attimo, ma che tempo fa là? Fa caldino? Com'è la temperatura? Qui c'è mezzo metro di neve, non so, mi sembra di essere in Russia in mezzo al deserto, la steppa russa. Io non so se arriverò a casa, io non so, oggi per arrivare qua ho fatto 150 km sotto la neve dall'Austria finalmente alla Cecoslovacchia. Insomma, l'hai patita fino all'ultimo sto premio. Te lo sei proprio guadagnato anche andando a ritirarlo. Io ero qua anche per il mondiale, dopo mi avevano chiamato che dovevo essere qua presente per altre cose, non mi avevano proprio detto che eravamo i primi, poi avevano premiato tutti quelli, le 4 categorie della Coppa del Mondo e poi con sorpresa è venuto fuori il risultato che i migliori organizzatori della Coppa del Mondo del 2010, 2011, 2009 e 2010 e il Treviso con le sue bandie, anche con tutti quanti quelli che ci hanno dato una mano, perché senza da soli non si fa niente. Il Gino sta annuendo, se va bene così è contento. Tutto il volontariato che ci ha dato una mano vuol dire che, mi ripeto, che Treviso ancora una volta sa
Remo, ci vediamo domani. Allora i saluti dai Gino, fate i saluti. Ci vediamo domani là, Remo, a Tabor. Monta le catene. Vieni, Micheletto, Sì, arriviamo, dai. Qua c'è mezzo metro di neve, non so, forse metteranno sulle catene e sulle biciclette, io non so come... Facciamo, sì. Verremo con le ciaspole, grazie Remo Mosole e complimenti Ciao, ancora. Ciao. Grazie infinite. Buonasera. Sono qua con gli amici di Saletto, con i fratelli De Sotis e con Marton, abbiamo fatto anche una bella passeggiata in mezzo alla neve, di la verità. Immagino. Grazie Remo, grazie tantissime e complimenti ancora. Complimenti. Ciao a tutti voi. Ciao. Io lo so, se Remo è l'occhio, sai, oppure vede proprio Scratch, credo proprio che veda Scratch perché siamo in Europa. Questo va detto. Insomma, un momento in particolare, è bello, sei contento? Ma vedeva per televisione? È bello, logico. Sì, perché, se non vedevamo... Hai visto che no? Stai attento, ma voglio dire, è una soddisfazione. Credo, sì, no, veramente. No. Campionato, c'è una coppa, un italiano. No, ma che l'organizzazione le gare, a parte il discorso di Mosole, che è una cosa superiore, ma le gare organizzate nel Triveneto, le gare ciclocross, sono gare di altezza internazionale, di organizzazione, di stile, di premiazioni, eccetera. Non hanno, tutte le gare, non... Tu hai fatto un percorso alla belga, tu hai fatto un percorso alla Svizzera. No, alla belga l'ha fatto la pioggia. Però voglio dire, Giacomo, prima guardavamo le immagini, insomma, sarei contento, un italiano che si... Ci mancherebbe. Sono ancora più soddisfatto perché ho lavorato sia per la Coppa del Mondo che per il Mondiale e penso che sia un riconoscimento a quello che noi veneti riusciamo a fare. Ritorniamo poi a noi, cioè a te. Io voglio ringraziare i Quarato, gli Aru, i Tocco, tutta quella gente che è arrivata, che ha fatto veramente tantissima acquaviva, tantissima strada. Giacomo, mi viene in mente, li voglio ricordare perché io sono un sempliciotto, nel senso che capisco cosa vuol dire rompersi i talloni per fare strada, dover andare a partecipare. Come diceva giustamente il Gino, sono fatte bene queste gare, la gente viene volentieri ma fa anche tanti sacrifici. Penso che siamo soddisfatti ancora di più perché sono venuti dalla Sardegna, sono venuti dalla Puglia, dall'Abruzzo, un po' da tutte le regioni d'Italia e non è semplice arrivare a correre qua nel trofeo perché c'è molta strada da fare e vedo che i frutti si stanno un po' espandendo in tutta Italia col ciclocross. Spero che se continuiamo così dovrebbe arrivare anche qualcosa di migliore. Ritornando al discorso di prima dei ragazzi, no, è stata una sorpresa graditissima, a me non servono cose eccezionali, basta un piccolo pensiero, era stato fatto anche anni fa da un gruppo di amatori, è stata una cosa accettata volentieri e poi alla fine, un po' stanco una cosa e l'altra, è logico che mi sono anche emozionato perché ci credo in queste cose. Guarda, io ho il piacere ogni tanto di intervistare un certo Mauro Corona, il quale è un grande poeta, un grande scrittore, un grande scultore, abita a Erto e Casso, dove c'è stata la tragedia del Vajont, per chi non lo sapesse. Ecco, lui nelle tante interviste che e tante domande che gli ho fatto, gli ho chiesto cosa pensava di dire ai ragazzi e lui ha detto una frase che per me è meravigliosa. Diamo ai ragazzi la possibilità, anzi speriamo che i ragazzi continuino ad arrossire, comincino ad arrossire, perché l'emozione credo che li renda liberi e non abbottonati. E credo che questo sia illuminante, Gino. Se una persona non dimostra emozione, non dimostra la vita, non dimostra passione. Pronto, siamo in ultima puntata. Scusa Gino, chi parla? Buonasera, sono Massimo Ghirotto. E io ti faccio un grande applauso, sai che non potevo chiudere le puntate senza di te, Massimo. Caro Nicola, mi scuso con te perché questa sera dovevo essere lì, ma insomma non si vabbè, può ognuno di noi ha i propri problemi, insomma non è che puoi sempre essere presente. Non si può ci essere hai fatto tanto piacere nelle puntate scorse, ma vedo che oggi compartecipi. Assolutamente sì, un saluto a te in particolare, ma a tutti gli ospiti lì presenti e soprattutto al pubblico. E direi, consentimi di fare così proprio... ringraziarti per quello che ci hai offerto attraverso la tua bellissima trasmissione. Abbiamo vissuto momenti di sport bellissimi, i protagonisti sono stati tutti i nostri ragazzi, insomma ecco quello che sarà il nostro futuro, per averci anche così è vero, fatto condividere
situazioni di vita quotidiana che la nostra società moderna vive, insomma, ecco, con le tante difficoltà sociali che a volte non si notano oppure non si fa finta di non vedere. È vero. E quindi insomma è doveroso un mio ringraziamento, anche perché l'ho vissuto insomma in prima persona, essendo ospite spesse volte lì da te. Ma noi ti aspettiamo anche nella residenza estiva. Noi sai che siamo un po' come il Papa, no? Abbiamo una residenza invernale, poi dopo in estate andiamo in quel di Pove del Grappa, dove c'è un'aria frizzante, patria dell'olio di oliva, insomma. E lì continueremo la nostra avventura. E io, se tu mi inviterai, ci sarò molto volentieri. Ma guarda, neanche parlarne, lo sai, tutti siete miei amici e ho condiviso con voi veramente 4 mesi splendidi, con tutti. Non è soltanto merito mio, ma è merito anche vostro, perché insomma la sensibilità ce la mettete voi. Io posso soltanto raccontarla come fa un umile cronista, insomma. Ecco, e poi come ultima cosa, per parlare di ciclismo e di ciclocross, domani mattina partirò per Tabor, dove andrò a tifare per i colori azzurri. Hai sentito Remo, c'è mezzo metro di neve, lui è stato premiato come migliore organizzatore al mondo, insomma. Beh, insomma, ecco, la neve ci preoccupa un po', ma comunque quello che è importante è che ancora una volta sia stato riconosciuto a questo grande organizzatore i meriti che ha, perché fa tanto per il nostro sport, e se non avessimo proprio gli organizzatori, ovviamente insieme ai nostri corridori, il ciclismo insomma sarebbe quello che è. Bene, io Massimo ti ringrazio, ma prima di abbandonarti, di chiudere questa conversazione, vorrei esprimere intanto un augurio a Felice Gimondi. So che ci guarda spesso, sempre, però oggi non può guardarci perché ha avuto un piccolo intervento. Gli facciamo gli auguri. Grazie. Grazie, anche da parte nostra. Un saluto a voi. Un bacione, caro Massimo. A presto. Giacomo, penso che abbia fatto un po' piacere, insomma, questa partecipazione di bella gente. Ti hanno fatto festa anche questi. Tutto quanto serve per far crescere, e io sono convinto che il ciclocross dovrà crescere molto, e pian pianino penso che arriveremo come altri paesi, non dico il Belgio, ma potremo arrivare ai livelli di Francia e altre nazioni. Maurizio Schiavon, ti ho tenuto un po' segregato, perdonami, però ti sei gustato la serata, vero? Piacevolissima. Allora, voglio dire, come da sponsor, ma devi essere uno sponsor severo, critico. Sì. Ecco, ti è piaciuto sto ciclocross? Molto, veramente molto. Molto, mi ha dato soddisfazione, e devo anch'io ringraziare tutte le società, tutti gli atleti, Giacomo in maniera, permettetemi, particolare, perché se lo merita. Certo. Quindi io sono molto soddisfatto e penso proprio che anche per l'anno prossimo rinnoveremo. E allora, se tu sei soddisfatto e sei una brava persona, io ti auguro che tu possa vendere 2 milioni di segni. Grazie. Grazie. Siamo quasi ai saluti, però, siccome abbiamo ancora 8-10 minuti, perché freghiamo 5 minuti, io sapete che io mi interesso, ogni tanto vado su internet, guardo le cose che non si... voi no, Però, allora, adesso facciamo proprio brevemente, siamo qui in chiusura, ma questo dovevo. Voi sapete che... con chi parlo? Chi è che vuole parlare con me? Fabio, tu. Sapete il premio Nobel? Sapete cos'è il premio Nobel? No, il premio Nobel è la chimica, la cultura, il premio Nobel è qualcosa di importante, e pensate che nel Nobel, guarda caso, manca la materia forse più importante e più decisiva del mondo. Voi direte, questo è impazzito, parla di premio Nobel, cosa c'entra col ciclocross? Ci arriviamo. Premi Nobel premiano tutti, Nobel per la pace, manca la matematica. Pensate, la matematica è, credo, il perno assoluto della nostra vita, cioè con la matematica si risolvono equazioni, la quantistica, si capisce esattamente il perché ruotiamo intorno al Sole, perché la Terra ha questa fase ellittica che gira su se stessa. Con i numeri addirittura si fa il digitale terrestre sono numeri, quindi noi le immagini che vediamo sono numeri, quindi pensate che nel premio Nobel non è censita la matematica. Uno si chiede perché, vabbè, le frasi sono molte. Il gossip dice che Nobel, siccome un grande fisico matematico si era così, avuto una relazione con sua moglie, insomma, questo Gustav Mitta, che insomma lui era così attapirato che ha detto no, io premio tutti, ma no, non la matematica. È una sciocchezza, però è successa, però la matematica è fuori. Fortunatamente poi mi pare che ci sia stata un'altra associazione, cioè un'altra società che abbia equiparato e abbia messo a posto le cose e premia i matematici.
No. La stessa cosa un po' sta succedendo per il ciclocross. Voi direte che larga, è troppo larga, troppo lunga? No, lunga. Lunga. Avete capito? Giulia, Antonella, lunga, l'ho fatta. No, un'altra telefonata. Giacomuzzi, perdonami se arriviamo al 10:25. Allora voglio dire, perché il ciclocross non può fare la competizione olimpica invernale? Ma chi è pronto? Stavo facendo un discorso così bello. Pronto? Pronto? Chi? Nicola? Sì? Ciao, sono Dori di Bassano. Oh, che piacere, anche da Bassano ci guardate. Anche da Bassano? Sì. Ma con contento, un applauso a Dori. Ma sei una ciclista? No, non sono una ciclista, sono una pigrona. Ah, ecco. E mi piace vedere però chi va veramente bene in bicicletta. Ah, beh, mi pare giusto. Io ti ringrazio. Possiamo fare qualcosa per lei? Non so, un cordiale. Perché non è venuta qua in studio? Avevo un impegno questa sera. Vabbè, comunque Dori, io la ringrazio per la sua... Vuole farci i complimenti almeno? Sì, volevo fare i complimenti per i ragazzi soprattutto, che è veramente una bella cosa vedere dei ragazzi giovani, io vi odio. impegnati. Ma mi tolgono il palcoscenico. Vergognatevi. Dei ragazzi, veramente dei bravi ragazzi giovani, e mi sono appassionata veramente al ciclocross. Io la ringrazio e spero che lei continui a vederci anche nella fase estiva. E le do un bacio grande. Grazie. Volevo fare un complimento anche ad Alessandra e Gianni, che sono... Cioè, a me non mi caga nessuno, ragazzi. Vabbè, grazie. Bravo Nicola. Grazie signora. Grazie, arrivederci. Un bacione. Buonanotte. Buonanotte. No, presto ancora. Lo stavo dicendo, vabbè. Mi caga nessuno. Ma scusami. Non è specialità olimpica. Ho capito che non è specialità olimpica, ma perché c'è il mountain bike e non d'inverno il ciclocross che manca? Giacomo. Ma è un po' una contraddizione come il Nobel, no? Che manca la parte più importante. Sono convinto che a livello mondiale ormai le nazioni che praticano il ciclocross siano un numero abbastanza numeroso che potrebbe essere inserita proprio nelle Olimpiadi invernali. Non riesco a capire perché altre discipline sono state inserite Io penso o sì. nelle Olimpiadi estive o nelle invernali. Il curling, dicevano, è questione di iscritti, ma il curling fa molto meno dei ciclisti, Gino. Sì, anche il bob forse. No, ma è che, come dire, scelto una specialità fuori strada, credo che da questo punto di vista la mountain bike in qualche modo l'abbia fatta un po' da padrona. D'estate. E questa è un po' la situazione. E poi la quantità, non la quantità degli atleti, ma probabilmente sulle Olimpiadi guardano molto la quantità dei paesi in cui si praticano queste specialità. Vabbè, ma Bari non gliene frega niente. Più che la quantità degli atleti che vi siano, sono la quantità dei paesi in cui la specialità non si può creare un comitato, praticata. Ed è effettivamente... Ed è effettivamente la quantità di paesi che fate il ciclocross non è moltissima. Sì, ma ragazzi, ma che state facendo qua? Stiamo smontando tutto, ma mica tempo da aspettare. Madonna, come... chi vi ha mandato a quest'ora? Abbiamo orari da rispettare. Sono impazziti qua. Abbiamo orari da rispettare. Ma vi smontate tutto. Cena pronta a tavola. Ma vi smontate tutto, ma veramente a quest'ora? Facciamo salutare. Ma non è possibile, ragazzi. Ma tutte qua mi capi. Aspettate, ora devo fare ancora i saluti, vabbè. Fate piano. Ognuno fa il proprio. Un applauso anche agli operai, ragazzi. Ah, che delizia. Tutte qua. Giulia. Dimmi. Anche tu hai fatto il ciclocross? Sì. È stata una bella esperienza, ti sei divertita? Bellissima, divertente. Hai seguito Scratch? Sì. Maledetti. Antonella, anche tu sei un viso noto. Dove, in ballo? In ballo, vado bene così le guardiamo? Grazie. Grazie a voi. Fabio. Buonasera a tutti. Anche tu sei sbattuta parecchio. Esatto. È vero? E dicono tutti e voi siete pochi visibili, siete là sempre intruppati. Esatto. Io vi faccio i miei complimenti. Grazie. A te. Peccato sia finita. Il prossimo anno noi abbiamo Sì. tanto il ciclocross. Mi sto rendendo purtroppo. conto che sia finita perché qua mi stanno già smontando tutto. È grave qua, è grave veramente. E allora c'hanno 10 e un quarto, vedi, precisi. Un applauso anche a voi. Ma io un applauso lo estendo anche agli amici di questa bella società. Antonello Emilio, Mario Pollon, Roberto Terzariol, oltre a Lucio Palandin
e a Moreno Martini che abbiamo salutato adesso, un applauso. E mi pare che tu qua hai dei campioni, dai che siamo in chiusura. Bisogna ricordare che i nostri ragazzi, perché guardate che noi come Libertà Scorsese, insomma, avete anche vinto la classifica agonisti. Abbiamo vinto la classifica per agonisti con questi ragazzi e alcuni altri, insomma erano 8-9 ragazzi che gareggiavano. Sì, io li odio. Ecco, veramente li voglio non ringraziare, dovrebbero loro ringraziare noi, perché se mettessero in conto quello che noi abbiamo lavorato per farli correre... allora fatevi un applauso insomma... a vicenda, ragazzi. Bene, signori, siamo quasi in conclusione. Io ho promesso di non piangere perché insomma è stata una festa per noi questi 4 mesi. Però oltre a ringraziare voi che siete testimoni di questo bel ciclocross, giustamente devo salutare anche coloro che ci hanno accompagnato in questa passeggiata. Quindi all'editore Luigi Giacomuzzi, vero? Ci ha un po' tolto le castagne dal fuoco, in qualche maniera, vero? Grazie dottor Giacomuzzi, veramente. Al regista Gianni Del Sandro, Sandro Marchiori, grazie Sandro, sei stato mitico. Attila Tot, Tiziano Morato, Alessandra Gazzola, per la messa in onda la Jessica Trevisan, i tecnici abbiamo Flavio Giusti, Paolo Piovan e Renzo Bernardi, pensate in quanti hanno lavorato a questa trasmissione e purtroppo immodestamente io che ho dovuto comunque, diciamo così, catalizzare l'attenzione di voi telespettatori. Abbiamo dato dei dati, insomma saranno in crescita sicuramente perché noi il ciclismo ce l'abbiamo un po' nel sangue, ci piace raccontare il ciclismo, diciamo così, dal buco della serratura, dal di dietro, cioè non dal di dietro nel senso, non ridete, dal di dietro nel senso fa scoprire le caratteristiche perché il ciclismo è più bello del calcio o di altri sport, l'abbiamo capito e cerchiamo di continuare a dirlo, ma se avete la febbre voi ragazzi, ma mi tormentate. Bene, un applauso signore e signori per Gino Bicchieretto. Ciao. Bruno Capuzzo, Comitato Regionale Veneto. Giacomo Salvador, mi mancherai. Buonasera. Un sorriso. Allo sponsor Maurizio Schiavon, grazie. Alessandra. A voi, meraviglioso pubblico. Alessandra. Ale. A marzo sicuramente con grandi novità. Ale. Finisci qua. Finisci sul futuro. Guarda questi qua.